Re Leone! Tutto il gruppo, tutto il team, quasi tutto il team di Primero el Corazon. Ma adesso, dopo questa fantastica coreografia del Re Leone, passiamo alla prossima uscita. Si ritorna alle danze latinoamericane. Passiamo a una coppia, vi voglio presentare una coppia di competitori di classe internazionale, nuova formazione per loro, in partnership da appena 2 mesi. Questa in verità è proprio la loro prima uscita ufficiale. Lui è di Altamura, lei è di Canosa. Beh, immaginate un pochettino che sacrificio a fare lui da Altamura, Canosa, Canosa, Altamura. Beh, non è proprio facile, Però l'amore per la danza è talmente tanto che si sono voluti mettere in discussione. Entrambi hanno un curriculum carico di risultati, ma ovviamente il tutto è frutto di ore ed ore di lavoro e di allenamento. Sono competitori internazionali adulti, prossimi a volare a Londra per l'International Competition. Beh, signori, sul vostro applauso, Nunzia Di Biceglie e Roberto Santoro! You would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
Roberto Santoro. È grande l'applauso per questa splendida coppia di nuova formazione di classe internazionale. La prossima uscita è tratta da uno dei più famosi e classici Disney. Si alterneranno il gruppo del coreografico di secondo livello e gli atleti di danze latinoamericane. Dopo un anno di preparazione hanno affrontato il 5 di giugno la competizione Trofeo Primavera che si è svolta a Giovinazzo. Si sono classificati al secondo posto nella categoria dell'Under 13 Choreographic Dance. Hanno dai 9 agli 11 anni e si esibiscono in uno show di Mary Poppins. Con loro anche gli atleti di danze latinoamericane Damiano Biagio e Anna Rita Gresorio, competitori italiani della 16-18 classe B2, con un curriculum composto da medaglie e attestati e titoli prestigiosi, che quest'anno e anche quest'anno ai campionati italiani hanno buttato fuori ben 70 coppie. Beh, signori, a voi Francesca, Roberta, Angelica, Elisabetta, Giulia, Alessandra, Laura, Cristina, Asia, Biagio e Anna Rita. Signori, Mary Poppins. Camini, spazzacamini, allegro e felice, pensieri non ho. Camini, spazzacamini, la sorte con voi se la mano vi do. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradino. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Devi fare, il lato bello puoi trovare, lo troverai e hop, il gioco viene. Ed ogni compito diviene più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Se il pettino sul nido fa un po' di sosta ma non ha che compito scappare di qua e di là, ma nonostante il suo da far non cessa mai di cinguettare, lui sa che allora più lieve il suo lavoro. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak while I was just a lad. My father gave me nails that week and told me I was bad. But then one day I learned the word to say we ain't the nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious.
can say it loud enough, you'll always sound with roses. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underline, I'm the little underline, I'm the little underline, I'm the little underline. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Hughes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound the closest. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidoso, anche se a sentirlo può sembrare spaventoso, se lo dici forte avrai successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Ricordo che a 3 anni non dicevo niente ancora, mio padre scongiurava che parlassi per favore, finché verso i 6 anni volli tutti accanto a me e dissi la parola più simpatica che c'è. Oh, supercalifragilisticexpialidoso, anche se dal suono può sembrare un po' curioso, se lo dici forte avrai successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Se tu non sai che dire non ti devi scoraggiare, ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma attento a dirla bene, non ti devi mai sbagliare, perché se tu la zecchi la tua vita può cambiare. Oh, supercalifragilisticexpialidoso, anche se a sentirlo può sembrare spaventoso, se lo dici forte avrai successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso. Biagio Damiano e Annarita Grisorio e tutto il gruppo del secondo livello, l'applauso grande. Mary Poppins, mamma mia, quanta galanteria! E beh, bisogna raccogliere tutto, per forza, sì. Ti è piaciuto? E allora via con l'applauso! Mi piace che anche la signora che è fuori alle transenne sta applaudendo, Sì, sì, ce l'ho con lei, ce l'ho con lei. Lei che si tocca il naso. Ce l'avevo proprio con lei. Si sta divertendo, signora? E mi fa piacere. Beh, se fino adesso è stato bello, io dico che adesso è magico. Magico perché magia, sinergia, complicità, voglia insieme di sognare e, come dice la nostra Vanessa, se si sogna si può. Loro hanno voluto sognare in grande perché Vanessa gli altri anni le abbiamo sempre viste danzare qui su questo palco
con ballerini saltuari, ma adesso finalmente ha un partner nella danza tutta suo, tutto suo. Due grandi professionisti, perché è lì che loro danzano. Lui è finalista ai campionati italiani, semifinalista ai campionati del mondo, è campione austriaco per 4, 5, 6 anni, non lo so, perché ha danzato sempre per l'Austria. E poi il ritornare in patria, conoscere questa grande energia che è la direttrice artistica del Primero del Corazon, e insieme sognare. Sì, sognare si può. Beh, lei qui su questo foglio mi ha scritto: lascio a te questo momento, non ho parole. Lo so che non ha parole, perché la magia che riusciranno a creare su questo palco è veramente qualcosa di fantastico. Signori, Michele Prioletti e lei, la direttrice artistica del Primero del Corazon, Vanessa Caporale. Grande l'applauso! E per noi la bella e la bestia. Michele e Vanessa! Segreto della Francia, un principe giovane e bello che viveva in un castello splendido. Sebbene avesse tutto ciò che si può desiderare, il principe era egoista e villano. Padrone è ora. Egli tassava il villaggio per avere nel suo castello le cose più belle. Oui, maître. E alle sue feste le persone più belle. Una sera, all'improvviso, giunse al castello una sconosciuta, in cerca di riparo da un violento temporale. Egli dunque offrì al principe un'unica rosa. Disgustato dall'aspetto miserabile della donna, il principe la cacciò via. Ma ella lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, poiché la bellezza è nel cuore. Al nuovo rifiuto del principe, l'aspetto esteriore della vecchia svanì. Una bellissima maga. Il principe la supplicò di perdonarlo, ma era troppo tardi, poiché ella aveva visto che non c'era amore nel suo cuore. Per punirlo, lo trasformò. Una bestia orribile, e lanciò un potente incantesimo sul castello e su tutti coloro che lo abitavano. I giorni divennero anni, il principe e i suoi servitori vennero dimenticati dal mondo, poiché la maga aveva cancellato il ricordo di loro dalla memoria delle persone amate. Ma la rosa che gli aveva offerto era davvero una rosa incantata. Se egli avesse imparato ad amare e fosse riuscito a farsi amare prima che l'ultimo petalo fosse caduto, l'incantesimo si sarebbe spezzato. Altrimenti sarebbe stato condannato a rimanere una bestia per sempre. Con gli anni egli cadde in preda alla disperazione e perse ogni speranza, perché chi mai poteva